è veneziano, siamo su Formula 1, siamo in Messico. Bella la gara del Messico. Mi piace, Beppe. Mi piace, mi piace, mi piace. Quinto posto in griglia. Adesso, come ho detto anche nei commenti dell'ultimo Gran Premio, vediamo se continuare dopo questa stagione, perché faccio fatica, nel senso, non prendendomi il gioco in maniera devastante, a volte, insomma, il video non risulta stupendo, ecco. Però vorrei fare la serie con Eddie, quello sì. Quella me la voglio sparare, la serie con il buon Van Helgen, il grande Eddie. Il pubblico è pronto per la gara di oggi e impaziente di vedere i migliori piloti al mondo con comunque è bello sto Gran Premio, mi piace, veloce, belle curve, un buon Gran Premio. E tutte si sono date la Mercedes. Rock and roll. Vai! Vai Come, spacca tutto Come, spacca tutto. Vai Comendone. Vai Comendone. Buttati, buttati, frena. Prima posizione, prima posizione. Ecco, mi tamponano, Dio. Madonna, che fastidio, che schifo. Io sarò anche uno stronzone che ammazza tutti, però il PC non deve fare ste robe. Io posso farlo, il PC no. Comunque, ragazzi, secondo giro che faccio in Messico, quindi supporto come indiano e fanculo i pro, nel senso, essere pro è noiosi, essere come indiani è figo. No, sembra bello questo circuito, infatti me lo giocherò con calma, perché sembra bello. Thunder Come. Viene un Come impazzito, ufficiale. Qua fa un gran sorpasso, Nicolino. Grande Nicolino. The best Come in the world. Un primo giro accettabile, dai, accettable. Finalmente hanno fatto un bel circuito, dai. Manco male. Stanno tornando sotto. Stanno tornando sotto, cavolo, avevo guadagnato qualcosina. Porca mignota, sto tracciato mi piace. Sto tracciato mi piace, fioi. Gigi è là, Gigi è là. Dai che il Come può risorgere, il risorgimento comendiano. Dopo una gara bruttissima in America. Hamilton ancora ci prova. Il Come chiude la porta. Vai Comendone. Merda, ha fatto anche un buon... Il mio miglior giro non è neanche malissimo. E io non guardo gli specchietti, me ne frego. Fanculo gli specchietti. Mamma mia, sto giro è andato malissimo però. Sto girato male, infatti le gomme... Appena va alle gomme anteriori, mamma mia, sono andate, è ufficiale. È tutto così curioso. Il Come ci prova. Grandissimo, ogni tanto anche il Come tira fuori qualche sorpasso degno di nota. Guarda la percentuale. Il carburante, questa è finalmente una bella cosa che hanno messo. A questo punto le gomme dovrebbero essere un po' consumate. È un po'... Se noterai una graduale perdita di Sì, porco, sì, porco. leggere ancora un po'. Ma stai zitto, omosessuale. Dai. Dai, che possiamo fare la seconda vittoria dopo la Russia. Questa l'ho presa malissimo, crazy, crazy. L'ultimo giro è andato male, però l'ultimo giro è andato veramente male. Stiamo facendo fatica con le gomme adesso. Stiamo faticando. Abbiamo circa il 75% del carico iniziale. Attenzione ancora, qua Gigi ce la fa, qua Gigi ce la fa. Prova all'interno. Hamilton se ne va. Adesso devo anche cambiare la miscela. Mamma quanto ho rischiato il Giampaolino Come. Ok, la finestra del pit stop. Vai DRS. Puoi tornare ai Veramente sono cotto, sono cotto. Non ce la faccio più con le gomme anteriori, sono andate, Vado subito ai box. Come ci prova? Total risk dell'inglese puro. Aspetta che sennò carburante standard, sennò il motore se ne va. Mamma che lotta, finalmente una bella gara del Come.
Dai. Vedi che ogni tanto il come si applica. Se il come si applica. Come sorpassi illecito. Cazzo ho fatto? No, mi supera anche Rosberg, incredibile. Cosa ho fatto? Box. Dai, fioi. Dai, comandone, veloci. Yes. È andata bene, forse è andata bene. Fai attenzione alle gomme adesso, devi finire la gara con il treno attuale. E con il treno del cacchio. Carburante grasso. Ferrari sono pronti per un pit stop, un loro pilota sta rientrando. Andiamo di grasso. Vai Kuma. Relax, Kuma, relax. Adesso speriamo di riuscire in zona podio almeno. Il primo posto ormai la vedo impensabile. Almeno la zona podio però. Almeno la zona podio. Speriamo nella bagarre davanti. Dai, comandone. Comunque ragazzi, bisogna di capire da voi se volete la serie o no, che se deve continuare dopo questa stagione qua con la Williams. Penso perché riesco ad andare in Williams sicuramente. Quindi ho bisogno del vostro commento. Questa gara stiamo già andando meglio, finalmente un buon Kuma. Beh, Pessico mi piace proprio, finalmente una gara decente hanno messo. Ok, vediamo quante macchine, quante monoposto sono ai box. Dai. Ciao Bottas, ciao Valtteri, yes. Yes. Deve andare ancora ai box, Kvyat sicuro. Infatti vedo che sta andando anche lento. Alle gomme finite, il Kuma c'è, signori, il Kumendone c'è. Finalmente è tornato un buon Kuma, un Kuma vendicatore, un Kuma beffardo. Guarda quanto ha preso Kvyat. Very good, Kuma, very. Ok. Teniamo la miscia. Guarda che non si sposta. Sei lento, spostati, vedi? Cioè, lo faccio io e prendo critiche. So stronzo, non si sposta, sta merda umana. Separano 4 secondi dalla vettura dietro, 4 secondi. Ciao stronzo, ciao. Ecco, vaffanculo, va ancora che continua a tamponare. Mamma mia che nervi. Certe cose le può fare solo il Kumenda. Mercedes si sta preparando per il pit stop, ma non sappiamo ancora quale pilota si fermerà. Attenzione, la Mercedes deve ancora andare ai box. Godo allora. No, mi sembra impossibile, sinceramente. No, Kvyat è già andato ai box. Non c'è stocca più, cazzo, proprio. No, teniamo ancora grassa. Superiamolo. L'esterno è duro. L'esterno è duro, ma il Kuma è pittura. Il Kuma è pitturato, fioi. Il Kuma è pitturato, grande Kuma. Finalmente un buon Kuma. Finalmente un buon Kuma. Questo ci voleva per l'autostima. Ok. Secondo le nostre analisi le gomme sono a posto, non dovresti avere problemi di aderenza. Infatti sto nei prossimi giri. andando bene per adesso. Very good, però c'ho Hamilton a 5 secondi, devo tentare di tenere il terzo posto se c'è Bagar dietro, per fortuna. Dai che il Kuma sta girando. Il Kuma sta girando. E questa è una cosa molto importante. Questa l'ho presa malissimo, l'ho presa questa. Mamma che male che l'ho presa l'8 tra le due Mercedes intanto. Raga, siamo in grossissima difficoltà. 2 giri e le gomme sono andate, perso il podio, rischio di perdere tante e tante posizioni. La macchina non c'è più. La macchina non c'è più.
Proprio crollo delle gomme clamoroso. Avevo capito, bella mossa, coglionazzo, ma che faccio? Adesso cerchiamo di puntare almeno al quarto posto, sarebbe importantissimo arrivare ai quarti. Dopo il podio è andato, era chiaro, ero terzo, stato terzo per un po', ma con queste gomme qua ormai, anticipando la sosta, e questo è il punto, il rischio è stato questo, quello di arrivare agli ultimi giri morto, e sono morto. Le gomme non ci stanno più, il cume non ce la fa più. Ma non riesco più a fare le curve. Dai che è finita, almeno quarti, almeno quarti. Almeno qua, grandissimo Vettel, mi supera, io veramente ho le gomme andate. Ho le gomme, grandissimo Vettel, il cume prova alla fine. Il cume prova alla fine. Yes! Yes! Quarto posto finale, gran sorpasso all'ultima curva, il cume è tornato, nel senso, un buon cume, dai, un po' più positivo. Ottimo quarto posto. Ai piedi del podio, ma va bene. Buono, buono. Ma stai zitto. Ok, raga, siamo sempre quinti. Massa e Bottas molto, molto indietro. E io godo. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Ciao!